Al camion non dà precedenza alla macchina, come che sì, si mette su una strada pubblica. La macchina corre sicuramente un po' troppo e gli ha costato. Un grave incidente è accaduto poco dopo le 8 in via Ferrovia Nord, nella zona industriale di San Vendemiano, dove un'auto con a bordo 2 bambini si è scontrata contro un camion che stava uscendo dalla sede della Pietrobin. Nello schianto particolarmente violento sono rimasti coinvolti 2 bambini, un maschio e una femmina, che viaggiavano a bordo dell'auto con uno dei genitori rimasto illeso. La bambina di 7 anni ha riportato gravi traumi ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Caffoncello di Treviso. L'altro piccolo ha riportato solo contusioni lievi. Il camionista, dipendente di una ditta esterna, era impegnato nelle consegne nell'azienda di prodotti siderurgici. Praticamente lui stava mettendosi in strada e la macchina che si era piombata dentro. Il camion era leggermente di traverso, cioè non dritto, era leggermente impostato per andare a sinistra. La macchina era a metà camion. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i sanitari del SUEM 118 con diverse ambulanze e la polizia stradale di Vittorio Veneto, incaricata dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica e stabilire eventuali responsabilità. La famiglia coinvolta nell'incidente abita poco lontano dal luogo del sinistro. Passa 20 volte al giorno qua a fabbrica, qua via. Quel che non succede in 100 volte succede in 5 minuti, è vero o no?